Buonasera a tutti, ai presenti in chiesa questa sera e anche a coloro che ci seguono da casa. Benvenuti allo studio del venerdì. Stiamo leggendo il libro degli Atti. Questa sera faremo un ulteriore passo in questa lettura di questo meraviglioso libro scritto dall'Evangelista Luca. Faccio una premessa: quando abbiamo l'occasione di guardarci un film, prendiamo subito consapevolezza che nello sviluppo della trama si individua un attore protagonista. A volte è anche presente un attore antagonista che in qualche modo si lascia conoscere nella trama. È una figura centrale, il soggetto intorno a cui la trama si sviluppa e che porta, a meno che non sia una serie televisiva, ad un epilogo. Stiamo esaminando il libro degli Atti degli Apostoli e la narrazione prodotta dall'Evangelista Luca ci lascia conoscere gli attori principali. Sono uomini come Pietro in una prima fase, come anche Paolo nella seconda fase della nascita e dello sviluppo della Chiesa. Questa sera, leggendo il capitolo 15, ecco il testo di questa sera, saranno entrambi protagonisti nella risoluzione di un problema, in particolare un problema sorto tra la Chiesa di Gerusalemme e quella di Antiochia, che richiedeva una riunione solenne nella quale avrebbero parlato più soggetti al fine di dirimere le questioni. È anche opportuno ricordare che, pur essendo gli attori principali, sono solo degli strumenti di un grande regista di nome Dio. È lui il produttore di questo film, è lui che lo ha finanziato, per esempio facendo in modo che questa narrazione potesse giungere fino a noi, lasciandoci conoscere il costo della produzione, il costo di produzione, in particolare il dono di suo figlio che avrebbe realizzato alla croce. In particolare conoscere anche la direzione e gli sviluppi del suo piano nella storia, nella quale siamo innestati anche noi. Ora, gli attori li definiremo con il termine biblico più appropriato. Sono apostoli, i quali sono mandati dal grande regista. Da qui in poi, lasciando una semplice illustrazione cinematografica, li conoscerete come coloro che agiscono per conto del produttore di nome Dio. Le imprese non saranno né di Pietro né di Paolo, ma quanto di colui che li manda per il suo scopo. La scena è anche caratterizzata da una certa tensione tra coloro che si oppongono a quello che è il piano di Dio, che il piano di Dio stava realizzando, ovvero il Vangelo di Cristo predicato a tutti i popoli. In particolare le resistenze dei giudei che rivendicavano come essere salvati, richiamandosi a certi riti, come quello della circoncisione, piuttosto che riconoscere la via per essere salvati, credere in quello che si era realizzato alla croce. Per citare un testo che possa introdurci alla lettura di questa sera, possiamo confermare che gli apostoli agivano per conto di Dio e non per il proprio conto, potendo dire le seguenti parole alla Chiesa di Antiochia, la Chiesa ove erano stati mandati, in particolare Paolo e Barnaba. Leggo dal capitolo 14 gli ultimi versetti, 26 e 27. Si dice che di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti là e riunita la Chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri. La testimonianza resa da Paolo e Barnaba, che si presentano in questa scena, riguarda
tutte le cose grandi che Dio aveva compiuto per mezzo di loro. In particolare, come anche Dio aveva aperto ai gentili la porta della fede. La domanda per tutti noi questa sera parte da questo clima di serenità, possiamo dire, che abbiamo letto a conclusione del capitolo 14. Ma la serenità in un certo senso è messa in discussione. Pertanto la domanda questa sera potrebbe essere questa: quando subentra un problema, come lo risolviamo? Allora lasciamo vedere cosa accade in questa vicenda e trarre degli insegnamenti per aiutarci quando affrontiamo dei problemi. Pertanto leggerò il capitolo 15, i primi 35 versetti. Atti 15, 1 fino al versetto 35. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo, Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circonciderli e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione, ed essendone nata una vivace discussione, Pietro si alzò in piedi e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse tra di voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù, allo stesso modo di loro. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome, e con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue, perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica, nelle sinagoghe, dove viene letto ogni sabato. Allora parve bene agli apostoli
e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barsabba e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera. I fratelli apostoli e anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, ed essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardare. State sani. Essi dunque presero commiato e scesero ad Antiochia, dove, radunata la moltitudine dei credenti, consegnarono la lettera. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Giuda e Sila, anch'essi profeti, con molte parole vi esortarono e li fortificarono. Dopo essersi trattenuti là diverso tempo, i fratelli li lasciarono ritornare in pace a coloro che li avevano inviati. Ma parve bene a Sila di rimanere qui. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Fin qui, questa sera, la parola del Signore. Come possiamo osservare nella scena, siamo infatti ad Antiochia. Alcuni erano venuti dalla Giudea. Significa che non erano stati mandati da nessuno. Mentre Paolo e Barnaba stavano facendo proprio un lavoro missionario perché erano stati mandati dalla Chiesa di Gerusalemme, ovvero accreditati a fare quel tipo di lavoro. Ne nasce una discussione. Il testo ci dice che Paolo e Barnaba discutevano vivacemente e non solo, dissentivano. Qual era la questione? Il Vangelo di Cristo indirizzato anche ai gentili non era sufficiente per metterli nella condizione di essere salvati. Era necessario, a detta di questi alcuni, osservare il rito di Mosè, ovvero quello della circoncisione. In altre parole, i giudei non avevano nessuna difficoltà ad accogliere i gentili nelle loro sinagoghe, purché si facessero circoncidere. La circoncisione avveniva per i giudei all'8° giorno della nascita di ogni maschio. Era il segno di alleanza con Dio. Giovanni Battista fu circonciso. Gesù fu circonciso essendo giudeo. Chi siete voi che non dovete farvi circoncidere? Il problema diventa così serio perché non era in questione se i gentili potevano essere salvati, ma come i gentili potevano salvarsi. Pertanto era necessario un chiarimento. Era necessario convocare un'assemblea straordinaria a Gerusalemme che potesse dirimere le questioni, le intense emozioni che si manifestano in un dissenso. Infatti gli animi sono anche accesi. Era necessario pertanto abbassare il livello della tensione. Paolo e Barnaba sono fortemente convinti di quello che stanno facendo. Non ci sono dubbi, appassionati nel difendere il loro mandato missionario tra i gentili. Entrambe le parti ritengono di aver ragione, quindi è necessario portare la questione a Gerusalemme. Io lo chiamo il viaggio della risoluzione, perché da Antiochia devono andare a Gerusalemme.
Mi piace pensare che per risolvere un problema bisogna muoversi, bisogna alzarsi, bisogna tentare un confronto, andare a parlare davanti a uomini saggi, erano anziani, apostoli, la Chiesa, e non a persone qualsiasi. Versetto 3. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. È un viaggio senza perdere la visione. Anzi, sono accompagnati dalla Chiesa, uomini e donne che guardano e vedono e possono discernere ciò che accade. La Chiesa può vedere come agiscono tra gli stranieri nel portare a Cristo, e non c'era bisogno che si sottoponessero al rito di Mosè, mentre altri invece lo rivendicavano. Potete immaginare come nel momento in cui narriamo questi fatti stiamo citando tutta la lettera ai Galati. Pertanto questa vicenda, le tensioni tra il mondo giudaico e quello pagano, tra i gentili e i giudei, è tutto narrato dentro la lettera di Paolo ai Galati. Pertanto quando leggiamo Atti noi stiamo camminando anche nelle lettere paoline. Pertanto ogni tanto andiamo a vedere su questo argomento chi ne parla, e lo troveremo sicuramente nella lettera ai Galati. Ma ritornando a questo viaggio verso Gerusalemme, coloro che sono con Paolo e Barnaba possono solo dire amen. State facendo un ottimo lavoro. Anche se non c'è la circoncisione di mezzo, state facendo un grande lavoro, perché lo Spirito accreditava quello che stavano facendo. Allora, se si agisce per Dio e per conto di Dio, dobbiamo avere la fiducia che gli altri se ne accorgeranno, approvando non solo il progetto, ma anche riempirsi di gioia. E sapete, la gioia è un sentimento che si vuole conservare. Chi la vuole perdere la gioia? Una volta che ce l'hai te la tieni. Ci fa del bene la gioia, sapete? Anzi, va anche condivisa. Tutti sono nella gioia. Questo è quello che guarda la Chiesa mentre Paolo e Barnaba vanno a Gerusalemme. È la gioia che ci pone nella condizione di aprirci verso gli altri. Ci fa uscire dalla paura, dall'angoscia. Arrivati a Gerusalemme, cosa fanno Paolo e Barnaba? Versetto 4. Poi giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono le grandi cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro. Bene, furono accolti. Da chi? Dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani. L'Evangelista Luca è un narratore molto attento, molto acuto. Mi sarei aspettato per un problema del genere che la discussione fosse principalmente davanti agli apostoli, ma egli usa un ordine diverso. La Chiesa diventa sempre più protagonista in questo sviluppo del Vangelo, del piano di Dio. La Chiesa è un luogo che accoglie, che si apre anche ad una discussione accesa e vivace, che ha nel suo interno apostoli e anziani, uomini saggi accreditati a dirimere le questioni. Così spiegano come Dio li aveva usati, le grandi cose che Dio aveva fatto per mezzo di loro, ma anche lì c'erano alcuni. Luca li definisce così. Sono delle persone che non hanno un nome, sono alcuni. Come visti al versetto 1. Alcuni che si alzarono in piedi in assemblea e avevano qualcosa da dire. Versetto 5. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circonciderli
e comandar loro di osservare la legge di Mosè. È necessario. È un termine forte. I loro occhi non erano in grado di vedere Dio in ciò che Dio stava facendo in mezzo a loro. Si potrebbe dire molto su questo termine. È necessario a chi? A me? A te? O a Dio? La presenza di questi gentili in mezzo ai giudei era opera di Dio e pertanto dovevano essere amati come Dio li aveva amati per prima. Oppure scegliere diversamente. Dovevano fare qualcosa per essere amati e accolti. Dovevano accogliere il rito della circoncisione. Non si comprende chi fossero questi alcuni che insistevano sulla circoncisione. Certo è, il testo ci dice, che erano della setta dei farisei diventati credenti. Forse delle persone che dovevano capire ancora delle cose nel loro cammino, ma comunque era necessario mettere dei limiti, perché a volte bisogna mettere dei limiti a coloro che si comportano in questo modo. Versetto 6. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Nell'ambito di un incontro più ampio, dove la Chiesa ha il ruolo di accogliere, ora si va in un gruppo più ristretto, deputato a dirimere la questione. Il disaccordo non era il problema, ma cosa si voleva fare di quel disaccordo. A cosa mirava da parte di alcuni? Far tremare la Chiesa, in particolare quella di Gerusalemme, ancora prima quella di Antiochia? Di vederla prima che iniziasse a coesistere insieme? Caspita, finalmente giudei e gentili stanno insieme e che succede? No, non potete stare insieme. Così il primo ad intervenire fu Pietro, che aveva qualcosa da dire nel dibattito, non solo per il ruolo apostolico, ma anche perché era stato il primo a ricevere una visione da Dio, ovvero quella di andare dagli stranieri a parlare di Cristo. In particolare non era stato avvisato che avrebbe dovuto anche circonciderli. Pietro, quando è andato da Cornelio, ha circonciso Cornelio? Non l'ho fatto. Anzi, quando ha visto scendere lo Spirito, li ha anche battezzati. Mentre alcuni discriminano, Dio accoglieva. Pertanto la Chiesa fa lo stesso. Questo non significa abbattere il problema principale che è in capo ad ogni uomo o ad ogni donna. Si accoglie, lo fa Dio e lo fa la Chiesa con la consapevolezza di essere chiari. Il Vangelo provoca le coscienze, indirizza ad una riflessione esistenziale e soprattutto richiama la necessità di chiedere perdono a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi non si accoglie così, si accoglie per dare un messaggio. Potrei dirvi da Romani 3 che non c'è nessun giusto, neppure uno, sia giudei che greci. Tutti sono sulla stessa e nella stessa condanna. E non sarà certo un rito a cambiare il proprio destino o altre forme di religiosità. Tutti sono sottoposti al peccato, ma una volta chiarita la condizione non si obbliga nessuno a seguire dei riti particolari per accreditarli alla salvezza. Versetto 10. Or dunque, perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare? Pietro è molto duro con questi alcuni, così sono nominati più volte nel testo, che parlano in assemblea. Non tentate Dio, non provocatelo, state attenti. Non ditegli in altre parole cosa deve fare Dio, piuttosto accogliamo con stupore cosa ha fatto e sta facendo ancora oggi, salvando uomini e donne
in un modo nuovo e rinnovato nella fede in Gesù Cristo. Tentare Dio richiamava i tempi dell'Esodo, e in particolare potrei citare quel momento in cui non ebbero più acqua, Esodo 17. Allora, coloro che si lamentano non possono fidarsi di Dio e seguire la via di Dio, così mettono in discussione la sua bontà. Lo ripeto, coloro che si lamentano non possono fidarsi di Dio e seguire la via di Dio, così mettono in discussione la sua bontà. Versetti 11 e 12. Ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. Guardate che cosa accade adesso. Versetto 12. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo, che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatti per mezzo di loro tra i pagani. Ecco il piano di Dio che va oltre la legge di Mosè adempiuta mediante il Figlio. Il centro del Vangelo non è più legato a delle cose da fare, ma a credere in ciò che è stato fatto e realizzato alla croce. È stato già fatto. Lo era in quei tempi, perché Cristo era già morto e risorto, e lo è adesso. Non devi fare nulla, è stato già fatto. Poi prese la parola Giacomo, fratello di Gesù. Sì, proprio colui che lo aveva sempre contestato quando Gesù era in vita. Giacomo è stato uno di quelli resistenti al Vangelo. È scritto infatti nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, che neppure i suoi fratelli credevano in lui. E quindi Gesù è rimasto veramente solo. E Paolo è uno di quegli apostoli che è rimasto solo. Se leggiamo la vita di Paolo è rimasto solo, tante volte, abbandonato anche da tante persone fedeli, soli. Ora invece Giacomo interviene in difesa della bontà del Vangelo di Gesù Cristo, citando, guardate, il profeta Amos, che parlava proprio di una moltitudine di nazioni che sarebbero state accolte a far parte del popolo di Dio e non solo più giudei. Giacomo rappresentava come soggetto, come persona, il contingente ebraico, in modo tale che la polemica potesse maggiormente essere gestita dalle sue competenze proprio sulla legge e tutto il cerimoniale. Qui possiamo aprire la lettera di Giacomo e farci un po' un'idea del personaggio, dello scrittore. Giacomo è una delle colonne del cristianesimo a Gerusalemme, insieme a Giovanni e Pietro. Quindi Pietro ha qualcosa da dire per le cose che sono accadute all'inizio, e Giacomo potrà dire qualcosa perché lui è una delle colonne del cristianesimo a Gerusalemme. Versetti 17 e 18, affinché, quindi sto prendendo adesso dentro il testo di Amos, guardate la promessa, affinché il rimanente degli uomini e tutte le nazioni su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a Lui note fin dall'eternità. Profeti come Amos sono usati da Giacomo per far luce su ciò che stava accadendo, ovvero la conversione di tutti coloro che ascoltavano il Vangelo. Mi piace la conclusione di questi due versetti, non so se avete osservato questo particolare. È scritto praticamente al versetto 18, che è cortissimo, a Lui note fin dall'eternità. Ecco chi è Dio. Lo sapeva già. È colui che ha un piano per l'umanità. Ecco il Dio che conosciamo noi. È un Dio che ha un piano e ce l'ha fin dall'eternità. Un piano per me, per te, per questa umanità. Basta solo annunciarlo affinché si cerchi il Signore nel dare gioia e appagamento a coloro che sperimentano
una relazione con Lui. Il versetto 15 è scritto, cito solo questo breve passaggio: e con ciò si accordano le parole dei profeti. Pensate cosa dice a Giacomo. E con ciò si accordano le parole dei profeti. E noi che abbiamo una serie di strumenti lì, musicali, possiamo immaginare cosa significa. Infatti il termine accordare significa letteralmente condividere lo stesso suono, come quando si accordano due strumenti musicali, quindi corrispondere o concordare. Ecco cosa sta dicendo Giacomo, ovvero non trova nulla in quello che stava accadendo che non era già stato deciso da Dio e nelle sue modalità, che i gentili venissero alla fede non per mezzo della legge, ma per mezzo di colui che aveva adempiuto la legge, Gesù, il Messia promesso. Tutta l'umanità è coinvolta in un nuovo progetto che scaturisce proprio da quello che Dio aveva iniziato a fare con Israele. Perciò Giacomo arriva ad una conclusione, versetto 19. Perciò ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertano a Dio. Giacomo, come colonna dei cristiani a Gerusalemme, una delle massime autorità riconosciute, dice: io ritengo. Quell'incredulità che aveva mostrato nel passato ora diventa certezza, consapevolezza, indirizzo a chi lo sta ascoltando, perché io ritengo. Che bella cosa quando si liberano le persone da certi vincoli inutili. A volte si cerca di mettere le persone dentro un sistema religioso che a loro non appartiene e che non possono comprendere. Non è quello che Dio richiede a chi crede, ma alcuni uomini lo pretendono. Guardate, questi alcuni, ce ne sono ancora oggi, che lavorano per farti stare dentro un sistema religioso. E dice Giacomo: non turbate queste persone, alleggeritele. Quale missione portava Giacomo? Non solo in questa circostanza. Giacomo, come colonna dei cristiani di Gerusalemme, ha fatto un lavoro di grande utilità, è chiaramente chiamato da Dio a fare questo tipo di lavoro. Lui ha cercato sempre di coniugare la sinagoga con la chiesa. Doveva accompagnare i discepoli di Mosè a Cristo. E non è facile, perché ci sono millenni di storie, di tradizioni, di riti. Vedete il ruolo di Giacomo qual è? Adesso quello che tu dovevi fare, o il sacerdote doveva fare, lo ha fatto Cristo. Così non stiamo annullando tutto il vecchio, l'antico, ma stiamo solo dicendo che quello era un simbolo, un qualcosa di visivo che portava a qualcos'altro. Così Giacomo prende i discepoli di Mosè e li tira dentro la Chiesa. Diverse voci, prima quella di Pietro, poi il silenzio della Chiesa che approvava quello che ascoltava, e infine Giacomo. Ora parliamo della risoluzione e scopriremo che la circoncisione non è nemmeno contemplata, piuttosto incoraggiare gli stranieri ad astenersi da alcune cose. Versetti 19 e 20. Perciò io ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertano a Dio, ma, ecco, questa è la risoluzione, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue. Un possibile accordo che non sarebbe stato troppo gravoso per i gentili da rispettare, astenendosi da ciò che turbava i giudei, a causa di quelle ripetute letture di alcuni testi ogni sabato. Quindi questi giudei ogni sabato sentivano le carni impure,
Potete immaginare, no? Sta routine del sabato. Quindi dice Giacomo, facciamo una cosa, su alcune cose cerchiamo di venire incontro, cerchiamo di convivere degnamente insieme. Per mezzo di questo decreto o concilio o riunione straordinaria a Gerusalemme, che deliberava definitivamente la partecipazione dei gentili alla comunità cristiana, si dimostrò, questo è quello che servirà a noi questa sera, lo sappiamo, lo ripetiamo però perché ripetere aiuta, si dimostrò che Dio richiede nei confronti della fratellanza verità ed amore. La verità è che non c'è bisogno della circoncisione per essere salvati, questa è la verità. Piuttosto credere in Gesù, questa era la lezione da imparare da parte degli ebrei. L'amore invece doveva essere praticato proprio dai gentili, rispettando le sensibilità che alcuni giudei avevano riguardo alla tavola, al mangiare alcuni tipi di carne, alla gestione del corpo. Verità e amore, due elementi inscindibili, come lo devono essere giudei e gentili. Il nuovo popolo che Dio stava costituendo sulla terra e che ancora oggi è in fase di realizzazione. Si discute nella Chiesa, sì, e si deve discutere anche animatamente, avviandoci alla conclusione, ma bisogna sempre avere un cuore per risolvere. Tutti erano concordi in questa direzione, la Chiesa, gli apostoli, gli anziani. Gli unici non concordi erano coloro che non erano stati neanche chiamati a quel compito. Il testo ci dice che alcuni erano venuti, ma non mandati, volevano far parte della scena. Loro non erano gli attori principali, anzi non erano stati neanche assunti dal regista. Questo concilio ci insegna che dalle controversie possono nascere cose buone. Mi sembra che il diritto sta nel consolare le persone ferite, turbate. Infatti, versetto 24 e 25, abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo. La strategia sana della Chiesa di Gerusalemme è stata quella di scegliere degli uomini accreditati come Giuda e Sila per rinforzare coloro che erano chiamati a difendere non il loro orticello, ma quanto a difendere la loro vocazione. Quando leggiamo le epistole di Paolo, le varie epistole, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, sempre. Perché lo fa? Perché è necessario dire chi è. Le discussioni accesi e vivaci erano necessarie, ma poi bisognava anche sostenere coloro che erano stati mandati per quel compito e lasciarli lavorare nella libertà che lo Spirito Santo conferiva loro. Come si conclude questo concilio? Con la stesura di una lettera e l'invio di altri 2 uomini già nominati, Giuda e Sila o anche Silvano, unitamente a Paolo e Barnaba. La questione è risolta e produce i suoi effetti. Quali sono? Versetto 31. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Quelle persone che erano state gravate, appesantite da un giogo inutile, ora si possono rallegrare, possono gioire insieme. Dal turbamento alla consolazione. Verità e amore camminano insieme e sono rappresentate e realizzate da 2 popoli che impareranno a stare insieme pur essendo diversi. Giuda e Sila si occuparono non solo di ratificare quella lettera, ma anche fortificavano ed esortavano coloro che incontravano. La soluzione e le determinazioni prodotte dal concilio insegnano
che per vivere nell'unità non significa essere tutti uguali. Potrei dire, guardando un quadro, non prevale un solo colore, anche se sono belli i quadri anche con un solo colore, ma tanto per darci un'idea, ma la bellezza di una policromia, ovvero di un insieme di colori, come accade in un quadro, così anche nella Chiesa. Gli ebrei e i gentili rappresentavano quella molteplicità di colori che la Chiesa avrebbe avuto bisogno per essere un modello piacevole a coloro che potevano avvicinarsi al Vangelo. L'unità sulla centralità dell'opera di Cristo e non di altro è ancora possibile oggi. Il cristianesimo inteso su ciò che è scritto nella Bibbia e in questi termini è inclusivo, produce gioia, appagamento e possiamo dire risponde a quello che Dio ha sempre voluto sin dall'eternità. Questo lo diceva Amos. E vorrei concludere questa sera, prima di salutarvi, di leggere con voi Efesini, capitolo 2, versetti da 17 a 22. Parlando di Cristo è scritto così: con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo degli uni, per mezzo di Lui, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Che Dio vi benedica. Buona serata.